Sei tu. E dove? Telefonini spenti. Telefonini spenti. Questo si riappiede prima. Altomino. No, perfino aspetta che non ti guardi, si viola, perché di solito se no guardi che le ha dei sì, sì, ricordo che 60 anni, quindi che fanno loro. Sì. Già si cambia, sì. Anche e basta. E studi anche
sostegno nei nostri confronti. Un cordiale saluto alle autorità qui presenti, ai rappresentanti del Comune, delle diverse associazioni, del Borgo Il Pese e non solo, agli alpini, il gruppo di Codroico e gli altri gruppi qui convenuti, e infine ai rappresentanti della sezione ANA di Udine, in particolare al vicepresidente sezionale Luca Toniaco e al vicepresidente vicario della sezione di Udine Luca Balzarotti, che arriverà un po' più tardi, ma ci ha garantito la sua presenza. E non da ultimo un cordiale benvenuto, un sincero ringraziamento per aver accettato il nostro invito ai nostri graditi ospiti, con Monte Grappa di San Zenone degli Ezzelini, che abbiamo avuto il piacere di conoscere lo scorso anno in occasione della donata del Triveneto di Asiago. Auguriamo che questa serata costituisca per loro una piacevole esperienza nel canto e nell'amicizia alpina. E procederei ora a presentarvi la nostra esibizione, che come nostro uso vedrà un repertorio variegato, benché in qualche modo soggiacente a una tematica di riferimento che quest'anno abbiamo inquadrato nell'incontro dell'uomo con la dimensione trascendente del suo animo, instillata nel suo intimo sin dalla creazione del mondo. Un argomento che potrebbe sembrare in linea di principio complesso, ardito, forse eccessivo, quello che è lo scopo di una rassegna corale, ma che viceversa è talmente manifesto che lo possiamo vedere esplicitato in moltissimi campi, specie quelli di Natale, con cui per l'appunto apriamo la nostra esibizione. Anche se non ci rendiamo conto, la preparazione del presepe, che ogni anno in questo periodo impegna le nostre famiglie, porta con sé un messaggio straordinario. Per incontrare il divino nella sua purezza più assoluta, Maria e Giuseppe si sono voluti riparare in una gelida grotta, che vuol dire lontano dal comfort, che certo aiuta, ma spesso distrae. Come loro due, anche noi siamo chiamati ad avere la stessa esperienza, se solo siamo capaci di disfarci delle cose superflue che invadono le nostre vite. Per incontrare il divino che è con noi e in noi, non servono dispositivi tecnologici, basta la semplicità di uno sguardo, di un abbraccio, di un gesto d'amore. Di Marco Mairo, In cammino. Nella notte
sogno di Dio, che è la felicità dell'uomo. Dentro ciascuno dei nostri cuori c'è una fiamma ardente e luminosa. Sta a noi alimentarla, come Maria, e con il nostro fuoco scaldare, a partire dai nostri cari, il mondo intero. Di Marco Maiolo, ascolta Maria. Il Natale, abbiamo visto, traccia con assoluta chiarezza la via per toccare fisicamente il divino. Ed esempio di Maria dimostra che ciascuno di noi può raggiungere questa esperienza se solo la fiducia dell'altro. Purtroppo da secoli l'uomo pretende di essere in grado di gestire tutta la sua vita da solo, ognuno di mezzo al motore dell'amore, l'unica via per il divino che è la relazione. Se ci pensiamo, anche la società di oggi punta al singolo, alla grandezza del singolo attorno a cui tutto ruota. E dal momento che ogni singola persona si distingue dalle altre, la conseguenza banale quanto inevitabile è il conflitto, in alcuni casi interiore, in altri familiari, e che amplificato ai massimi termini sfocia nella guerra. Con il prossimo brano vorremmo appunto fare memoria di uno dei momenti più tragici della storia dell'uomo, che è la prima guerra mondiale, in particolare di un episodio drammatico come la battaglia d'arresto del Monte Grappa, consumatasi tra il novembre e il dicembre del 1917. Malgrado sia passato un secolo, le voci dei tanti soldati che lì bagnarono il loro sangue la gelida neve sono e restano per noi monito costante, affinché l'uomo non scelga sempre la strada della morte come risoluzione ai problemi. Sta a noi accogliere
cambiamento di Savino Toscano e Verossa. Sul monte
dappertutto. Nulla è capace di spegnere la luce del cuore, quella fiamma talvolta piccola e impercettibile da cui tutto può ripartire. E questa è la dimostrazione certa che nell'animo dell'uomo è portato a raggiungere il divino. Nell'ambito della tradizione musicale alpina, relativa nello specifico alla Seconda Guerra Mondiale, un caso è dato dalla storia di Iosca, una storia nata dalla penna di Carlo Gemignani, ma che rappresenta un esempio di quanto realmente è accaduto nelle terre di Russia ai nostri soldati. Di fronte alla tragedia, furono infatti spesso le donne russe a prendersi cura degli alpini come fossero loro compaesani, loro parenti, loro amici. Ecco che dunque la giovane Iosca, per molti soldati disperati si fa madre, sorella, amica. Per molti diviene il simbolo della speranza, l'incontro insperato col divino di Carlo Gemignani e David Mazzi, Iosca la Rossa. Oh,
quanto sia reale la presenza del Divino. Ma chi come noi è fortunato a non vivere l'esperienza della guerra, resta il compito di dimostrarlo nel quotidiano, dai semplici gesti in famiglia alle dimostrazioni d'affetto nei confronti delle persone bisognose. In fondo, dopo di noi, quando non ci saremo più, di noi resteranno i ricordi, quelli veri e autentici, in grado di cambiare in meglio la vita dei nostri cari. Di Giorgio Susano resterà la luce.
la nostra luce interiore e con essa le sane relazioni con le persone. Per citare l'omelia di oggi di Don Ivan, mi perdonerà per questo, Dio continua a cercarci nello spazio del quotidiano, nell'intimo delle relazioni che danno senso alla nostra vita. Il divino per assurdo lo possiamo trovare anche nel protagonista dell'ultima canzone, un vecchio scarpone che con nostalgia ci fa sorridere del passato. A nome del coro sezionale Anna Udine, gruppo di Codoro, grazie di nuovo per i vostri applausi, per il vostro sostegno e buon proseguimento di serata.
Intanto che aspettiamo, facciamo una bella ciao ai coromani e poi. Bene, buonasera a tutti da parte del Coro Montegrappa. Vi ringraziamo per averci invitato a questa rassegna. In particolar modo ringraziamo il Presidente Daniele Tino, i direttori Massimiliano Golini e Moreno Siega e tutto il Coro di Codogno che ci ha preceduto. Ringraziamo Monsignor Don Ivan Bettuzzi che ci ospita in questa bella chiesa di San Valeriano, i rappresentanti delle associazioni e del Comune. Permettete soltanto 2 parole per presentare il nostro coro. Noi siamo da San Zenone degli Ezzelini, in provincia di Treviso, che è una cittadina alle pendici del Monte Sacro alla Patria, il Monte Grappa. E da questo nome il nostro coro ha preso il nome, appunto Coro Monte Grappa. Siamo nati nel 1950 per opera del maestro Antonio Pioli. Nel corso degli anni abbiamo svolto un'intensa attività concertistica in quasi tutti i paesi d'Europa. Dal 2015 ed attualmente la direzione è affidata alle giovani ma sapienti mani di un maestro che con grande entusiasmo e dedizione riesce a trasmettere a tutti le emozioni che questi canti suscitano. Il maestro Filippo Pontorini. Allora non perdiamo altro tempo ed andiamo a incominciare. Anche noi presenteremo alcuni canti natalizi e altri canti alpini. Partiamo allora col primo canto di Natale. Ogni anno, durante la Santa Messa della notte di Natale, risuonano le parole del profeta Isaia, che ci ricordano che è nato il Salvatore, Puer natus est nobis, che significa è nato per noi un bambino, ed è nato per regnare in eterno. In quella notte fu elargito all'umanità il sommo ed ineffabile dono, il dono di Dio stesso. Armonizzata dal maestro Gianni Malatesta, Puer natus. Alleluia.
Dolcissimo, in cui Maria vorrebbe proteggere la sua creatura da tutti i mali del mondo. Dalla ricostruzione ed elaborazione del maestro Gianni Malatesta, Bimbo Bimbo fai la nanna. E per molti era l'ultima notte. Ormai stremati, congelati ed affamati, avanzavano verso il loro calvario sulle piste sporche e insanguinate, con passi sempre più pesanti e lenti, e ad ogni passo coprono una fossa. Cantate piano, non li disturbate, ora dormono il sonno dei bambini. Con il testo di Carlo Gemignani e la musica di Beppe De Mazzi, l'ultima notte.
La nascita di Gesù è l'evento che ha per i credenti la più grande importanza nella storia dell'umanità e ha scelto di nascere nella mangiatoia di una capanna di pastori, tra la povera gente, proprio per insegnarci a vivere con umiltà. Le parole e musica del maestro Beppe De Mazzi, Marie Betrel. Questo miracolo si rinnova con la sua promessa di salvezza. È il mistero di tutti i misteri, l'atto d'amore immenso di un Dio per i suoi figli, perpetrato nei secoli per rinnovare un'alleanza antica e sempre nuova. Dio si è fatto uomo, mistero incomprensibile alla mente, ma dolcissimo al cuore. Marco Maiero, O mistero. Canto l'angeli sposati da cielo.
di Gesù scuota le coscienze degli uomini affinché cessino tutti i conflitti che in questo periodo portano morte e terribili sofferenze. Quella che vi presentiamo ora è la canzone che rappresenta il nostro emblema. Infatti il coro Montegrappa ne ha fatto la propria sigla, che chiude quasi tutte le nostre manifestazioni. Essa nasce da una richiesta del generale Giardino per la festa dell'Armata e fu eseguita per la prima volta il 4 agosto del 1918 alla presenza di re Vittorio Emanuele III. È una canzone di nostalgia e di fede, dolce e malinconica che dice: Montegrappa, tu sei la mia patria. E questi divennero i primi versi della canzone che ora conosciamo e che rievocano le gesta eroiche della battaglia durata 40 giorni sul Monte Sacro alla Patria. Con l'armonizzazione del maestro Marco Crestani, eseguita a mo' di banda, vi presentiamo Montegrappa.
Buonasera a tutti, buonasera al coro Montegrappa, ospite questa sera di questa bella serata. Un ringraziamento da parte di tutta l'amministrazione al coro sezionale di Codroico, che è il coro sezionale anche della sezione di Udine. E molte sono le sollecitazioni che sono venute durante l'ascolto di tutte le canzoni. Una in particolare, che veniva così in qualche modo sollecitata da più brani, la sofferenza delle prove di guerra, ma anche delle prove anche fisiche, delle scalate, della montagna, del clima avverso, eccetera, non generano discordia o malanima, ma piuttosto rafforzano i sentimenti di amicizia, di solidarietà, di rispetto che informano, che danno forma ai rapporti tra gli alpini. L'amministrazione di Codroico è grata al gruppo ANA di Codroico perché sempre si contraddistingue per la generosità con cui partecipa alla vita sociale, alla vita associativa, alla vita anche di incontro e di festeggiamento talvolta della comunità. Come non ricordare peraltro la prova anche di capacità organizzativa durante l'annata del 2023 a Udine, e poi come non ricordare anche la preziosa opera di edizione, di conservazione, di pulizia, di custodia di alcuni dei monumenti ai caduti che sorgono in Codroico e anche nelle frazioni. E come non ricordare anche le svariate, questa tra le altre edizioni di questa rassegna corale. Neppure loro sanno quante siano state, l'ho chiesto prima, però pare più di una trentina, quindi quasi 2 generazioni di cantanti e di coristi si sono succedute a rallegrare i nostri cuori, il nostro udito, le nostre orecchie di questa giornata particolare. Quindi un ringraziamento veramente sentito da parte di tutta l'amministrazione, che rappresenta in questo caso tutta la popolazione di Codroico, così grata e così vicina ai nostri alpini. Buonasera e grazie. Buonasera a tutti, grazie, siete veramente numerosi. È molto emozionante sentire sempre i cori, la loro dedizione. Loro, attraverso il loro canto, portano delle vite, la vita reale dei nostri caduti in guerra, perché queste canzoni che voi avete sentito erano proprio canzoni che venivano cantate dai nostri caduti durante le guerre, e loro portano avanti questo ricordo. Voglio ringraziare il coro Montegrappa per la stupenda esibizione, il nostro coro sezionale di Udine di Codroico, e io e la sua Carveglia sono venuto giù di corsa proprio per sentirli e mi hanno emozionato veramente molto stasera, e li ringrazio per questa stupenda esibizione. Voglio portare saluti della sezione di Udine, di tutto il Consiglio. Qua c'è anche il vicepresidente Luca Doneato presente. Voglio farvi gli auguri di buone feste a tutti voi, di passarle in modo lieto, in famiglia, e grazie ancora per la vostra presenza, e grazie ancora ai cori per la stupenda esibizione di stasera. Grazie a tutti.
nazionale in fresco negli ambienti sottostanti alla Chiesa. Di nuovo grazie di cuore per la vostra presenza e buon proseguimento, buone festività di Natale. Grazie a tutti.
chiedo, perché stiamo filmando